Noi abbiamo una progettualità che è assolutamente strutturata, si va avanti con i grandi eventi, non avremo solo le Olimpiadi, non ci saranno solo ogni anno questi 3 eventi del Giro d'Italia, avremo anche l'Under 23, avremo anche altre iniziative e stiamo portando avanti, ma non posso anticipare altre candidature a livello internazionale. Ormai che ce l'ha detto qualcosa c'è. Che sarà sport? La carta dei grandi eventi continua a essere quella vincente per il Veneto, prima regione turistica d'Italia. Per questo Luca Zaia vuole giocarsela fino in fondo. Dopo la tappa 17 con arrivo a Caorle, la numero 18 parte da un Oderzo vestita di rosa, oltre 15.000 le presenze, destinazione Val di Zoldo, il primo tappone dolomitico, aspettando la Longarone, 3 cime di Lavaredo. Luogo nel quale non si arrivava più da 10 anni, l'ultima vittoria l'ha fatta Vincenzo Nibali, che è un po' il testimonial, no? delle 3 cime, e penso che sia ancora un'occasione per valorizzare il Veneto, per valorizzare le bellezze del Veneto, passando per quel gran lungomare da Jesolo fino a Caorle ieri con l'arrivo a Caorle, ma poi valorizzare la campagna veneta, l'entroterra veneto, per finire poi nell'area delle Dolomiti, che è un'area che ci sta molto a cuore. Per il resto le emozioni sono quelle di sempre, e questo lungo tutti i 161 km del tracciato, dove si alternano tifo e pronostici. L'ultimo vincitore a Roma sarà Roglic sicuramente. Come la trova questo Oderzo? Bella, bella. Anche Caorle ieri comunque magnifica, tanta gente, tanto spettacolo e tanto sport. Chi vince? Caruso. Sì. Caruso. Mai sapere, ha espresso un bel pensiero, ha detto che lui è qua per divertirsi, per cui non si sa mai che la buona sorte lo possa far vincere. Sempre Colombia, anzitutto, sempre Colombia, forza Colombia. Grazie Antena 3, siete meravigliosi.